Acqua 187 centimetri, va questo è più sopra di noi. Io farei una disdetta. Se ho prenotato un viaggio a Venezia, qua non si può assolutamente venire. Vala Cristian, Vala che roba. Venezia si stanno rialzando con tanta fatica e nel caso in cui caschiamo in acqua il Marco siamo protetti, dai che abbiamo un po' di braghesse. Del Braghese. Abbiamo fatto una canzoncina per Venezia e i veneziani. Un po' polemica, un po' comica, dedicata ai disastri che ha causato, ma soprattutto alle polemiche della gente. Andremo in giro per le calli e per le strade di Venezia e facciamo cantare la gente che incontriamo per strada. Pure il governatore Zaia se ga inrabbia un pochettino. Inrabbia soprattutto. Vabbè. Noi drammatizziamo con l'autoironia che caratterizza i veneti. Radio Sboro, Veneto imbruttito. Da Piazza San Marco, la piazza più bella del mondo. Ma se io dico capisci? Sulla base di Adriano Celentano Azzurro, la conoscete? Ok. Oggi io canto una canzone per questo posto che non ha età. Con i canali ed i suoi ponti fra la laguna e la città, con il suo mare che la culla e i gondolieri pronti a remare. Venezia, il mondo non sarebbe bello senza di te. E adesso che sta un po' male tu non preoccuparti, perché la gente in questi giorni ti ha trattato male, cose non sa. Leone che si è ferito, anche più forte poi ti alzerà. Vai che andiamo. Va bene. Non che vede neanche tanto bene, vai. Dopo c'è sempre qualche mona che si lamenta per un caffè, mentre da noi si allaga tutto e fuori acqua anche dal bidet. Storia e cultura di un millennio e sempre voglia di amorare. Venezia, in questi giorni tutto il mondo parla di te. Perfino un professore di Ferrara ha detto che se noi altri siamo il Vasoni, quindi per Venezia non c'è pietà. Non importa, noi andiamo avanti, beviamo spritz e tutto passerà. Ecco la base di Tommy V. Noi ci arrangiamo anche da soli, con la passione e la dignità. Duri banchi fiori, noi che le tasse le paghiamo, ma qui il Mose perché non va? Perché? Tanti hanno offeso il nostro nome, perfino Zaia denuncerà. Venezia, certi turisti tu non li sopporti, perché simbionti non portano nessun rispetto verso di te. Ma adesso non è più tempo di parlare, Venezia reagirà. E quando le altre regioni hanno bisogno non siamo già là. La cosa bella che è successa è che la città si è riunita, si è riavvicinata, ci stiamo aiutando gli uni con gli altri e questa è una gran roba. Venezia è una figata. Vi aspettiamo a Venezia. Evviva ragazzi!